Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, finalmente arriva il bombone, purtroppo è sì il bombone ma non proprio quello che volevo, nel senso, diciamo, la console tra virgolette è il problema, però a sto punto me ne sbatto le balle, dopo, alla fine di 2 settimane di ritardo, ma finalmente, avevo già preso per PC comunque, il bombone è arrivato. First Light Legacy Edition, Amazon MGM Studios. Però è per Xbox Series X, l'avevo preso per PlayStation 5, però Amazon ha deciso di dire no, no caro Marchetto, tu non puoi comprare la versione PlayStation 5 prenotata a dicembre, pazienza. E ho preso la versione Xbox, ma non potevo non prenderla perché questa collector è veramente incredibile. Cioè, stiamo attenti perché sapete che il Kuma è famoso per le cagate, qua però ho tolto tutto. Ho un po' paura ragazzi, ho un po' di paura. Concedetemi un po' di paura. Eccoci qua. Togliamo via questo. Eccolo qua. E possiamo aprire la confezione, un attimo solo. Eccoci qua raga, ci siamo. Cerchiamo di non far cappelle. Teoricamente ho già paura ragazzi. Sapete che queste cose sono la cosa più rincoglionita della storia. No, è qua, è qua. Eccoci qua. Ecco la confezione. Lo volevo per Play 5 a un certo punto, ho detto anche fotte sega. Eccolo qua. Qua abbiamo il Games First Light. E te lo stragodi. Eccolo qua. Perfetto. Gioco. Poi qua abbiamo la Donvet. Sì. Qua abbiamo, eccolo qua, sono delle specie, sì, diciamo la penna d'oro, le cuffiette d'oro, la pistola d'oro, tutte cose iconiche del buon James o James. Sapete, io sono un fan devastante di James Bond, quindi per me è proprio, come si dice, una delle mie saghe preferite in assoluto, se speriamo bene con Amazon. E qua è storto? Perché ste cose? Guarda che bello. Aspetta, perché così? Perché così? Ai, ai, ai. Attenzione. No, vabbè. No! È una cosa senza senso. Oh madonna. Ah, non si può togliere, però, beh, è chiaro, sì, se no. Cioè, per carità, non me l'hanno regalata, assolutamente. Però. Mamma mia. Sì, si rimane così. È qualcosa di incredibile, però. No, ciao, fiori. Da esposizione e si stragode, ragazzi. Cioè, non si gode, si stragode. Meravigliosa. E qua abbiamo, eccolo qua. Aspetta un attimo, questo lo cazziamo un attimo qua. Poi abbiamo, questo è ovviamente la Steelbook. No, addio, questo si può levare, questo, neanche questo. Certificato di autenticità. Ok, quindi tutto quanto diciamo, tanta roba, tanta roba, signori. Cioè, per un appassionato di James Bond, te lo godi. Qua penso, questo non lo so, adesso cerco un attimo di capire forse cos'è la base. Vediamo. Sì, questa è la base per l'esposizione del pistolotto. Qua comunque guarda che bello, 007. Cioè comunque si percepisce, ripeto, non è regalato, però un intri James Bond dal punto di vista collezionistico. Ah, qua ci sono le istruzioni per le persone con difficoltà come me.
Ah, così va, eccolo qua. Praticamente, sì, dai, non è difficile. No, si può togliere però allora ah no, si può togliere questo qua. Adesso facciamo tutto, ragazzi, un attimo di pazienza. Questa è la... Qua mi ringraziano perché sei un grande, povero ma felice, sì, concordo, grazie. Questo lo mettiamo qua, adesso queste istruzioni mi servono. Lasciatemi un secondo e arrivo. Ecco qua ragazzi, in tutto il suo splendore. La Legacy Edition di First Light. Dai, aspettate un po', però ci sta la parte veramente questa, la pistola d'oro con i proiettili a sito 007, cioè vale tutto, per un appassionatissimo poi come me, cioè stiamo parlando veramente di un drogato di James Bond. Ecco, questo non capire dove metterlo, ma ho già qualche idea ragazzi. Lasciatemi solo un attimo di tempo. Ok raga, abbiamo posizionato qua il pistolotto di 007 Gold. Così vediamo anche un po' tutte le collezioni come andiamo di James Bond. Abbiamo qua, scusate, GoldenEye 007, col pad dorato, bellissimo. Cosa che mi va a ammazzare qualcuno o qualcosa, grazie. Adesso qua si vede un po' meno, ma insomma. Si percepisce, si percepisce, si percepisce. Qua ho messo la Steelbook, eccola qua, bella come il sole di notte. Perfetta. Qua abbiamo il controller, questo vabbè, l'abbiamo già visto. È sublime, è di una bellezza sconvolgente. Eccolo qua. Proprio fatto da Dio. Ciao, qua abbiamo Ezio. Ciao Ezio. Vabbè, qua facciamo qua, questa è la scatola che la teniamo, ovviamente. Qua abbiamo due vinilozzi, devo un po' recuperare i vinili di James Bond, però non ne ho tantissimi. Qua abbiamo i Blu-ray con la collezione diciamo di 50 anni di Bond, stupendo. Qua abbiamo le carte, ma è aperto ovviamente. Qua abbiamo gli ultimi film con purtroppo anche No Time to Die, che è scandalosamente brutto. Qua abbiamo due tra le macchine più iconiche, quella di Goldfinger e vabbè, quella della The Spy Will Love Me, vabbè, scusate, e tre pop, non solo tre pop di James Bond, che poi i pop mi hanno rotto un po' i maroni. E invece, aspetta però qua manca l'appello, ecco qua abbiamo delle colonne sonore, abbiamo sempre diciamo le compilation tutte le colonne sonore più GoldenEye, eccola qua, e Dulcis o Dulcis o come volete voi in fundo. Dulcis in fondo, queste che sono edizioni bellissime, nel senso belle a livello proprio estetico, ma anche si sentono da Dio. Queste, voglio recuperare tutte piano piano, che costano parecchio. Moonraker, bersaglio mobile visto prima. Alive and Let di mamma mia. Scusate raga, lo riconosco, le mie pronunce sono di padrelingua, però ragazzi. D'altronde è così, quando uno parla l'inglese così. E niente raga, quindi adesso panoramica anche di questi 3 CD, eccoli qua. E niente raga, questa è un po' la mia collezione di James Bond. E niente, guarda, sono troppo felice, però questo è un pezzone secondo me, me lo godo al massimo. E se qualcun altro è appassionato di 007 consiglio appunto sta Legacy Edition. Eccola qua, aspetta, eccola qua. Qua devo sistemare un po', so che quando a settembre comincio i lavori cambierà molto qua. First Light Legacy Edition, questa edizione, perché è proprio iconica e segna un nuovo inizio di James Bond, speriamo bene, perché un James Bond politicamente corretto, robe così, anche no, per piacere, però invece un James Bond, magari che possiamo, come si dice, un reboot, dove comincia proprio dall'inizio, dall'addestramento e tutto, però chiaramente con tutta la personalità, il carisma e appunto le varie cose che caratterizzano James Bond, cioè ci devono essere, se non posso vedere un James Bond no, tranquillo, oppure magari corretto, nel senso è una spia, la spia per eccellenza. Devo usare qualsiasi mezzo per arrivare all'obiettivo della missione. Raga, un saluto dal comandante veneziano, scusate per questi vaneggi, e scusate se si commenta un po' così, ma è un periodo veramente di stress, di stanchezza per tante cose e sono un po' cotto. Raga, un saluto dal comandante veneziano 007 First Light. Easy godi.
Ciao!